Fischia l'arbitro Malvestiti, allora comincia questo secondo quarto di finale. Si tratta sempre di gara d'andata tra Trieste Costruzioni in divisa rossa e Costalunga in maglia arancio. Palla in avanti, attenzione, servito ancora il numero 11 di Trieste Costruzione che cerca lo spazio per il destro, finta, controfinta, va col sinistro e ci deve mettere il pugno o comunque la mano destra Zetto per mettere in calcio d'angolo. Prima occasione per la squadra di Trieste Costruzione, 2:20 sul cronometro. Per il numero 11 in rosso punta Villanovic, va ad appoggiarsi sul suo centravanti, palla sul sinistro da parte di Slaven Radiskovic, palla che sfila, controllata con lo sguardo da Zetto, si rimane sullo 0-0. E Radiskovic ha recuperato palla, però il Costa con Del Moro che fa viaggiare Marouane, il sinistro, palla che sfila e sfiora il palo, occasionissima anche per il Costalunga. Bella questa azione a rovesciare il fronte di gioco del Costa. Rimessa laterale battuta su Marouane, la mette giù il numero 4, ci prova ancora con la conclusione, palla che diventa buona per Del Moro, il destro e arriva il vantaggio del Costalunga. Ha segnato Marco Del Moro, favorito da una deviazione della difesa sul tiro da lunga distanza di Marouane. Stava mettendo la testa fuori il Costalunga e quando sono trascorsi 7 minuti sul cronometro si chiude la difesa e prova a ripartire ora Del Moro. Villanovic col sinistro fa ripartire i suoi, evita un intervento avversario. Villanovic, lungolina per Marouane, posizione di cross, il servizio per Podgornik, la traversa dell'11, ancora a centimetri dal raddoppio il Costa. E ora attenzione però perché c'è spazio per Radiskovic che è rimasto solo, esce Zetto, sbaglia il controllo Radiskovic. È solo punizione per Trieste Costruzioni che è già ripartita con Perosa, superata la metà campo. Perosa cerca Hrvatin anticipato, attenzione però sbaglia il disimpegno qui la squadra del Costalunga e Radiskovic, complice soprattutto una deviazione di un difensore, va a realizzare il gol del pareggio al 15° minuto. Ha segnato il numero 9 che si è trovato palla lì, conclusione deviata da un difensore e quindi si ricomincia, tutto da rifare per il Costalunga. 1-1. A Del Moro ha risposto Radiskovic. Punizione già battuta, Villanovic ha un po' di spazio per andare a impostare l'azione, ha servito Podgornik, cerchio di centrocampo, numero 11 pressato da Perosa, scarica su Potenza, poi Del Moro, scambio di Podgornik, 1-2, bello con Villanovic che manda Podgornik verso la porta, non riesce a concludere in modo efficace, allora si salva Kolic, ma bellissima questa azione tutta di prima, targata Podgornik-Villanovic. Occasione per il Costa, si rimane sul risultato di 1-1. Trieste Costruzioni. Hrvatin la difende per l'inserimento di Perosa, il destro ed è un gol molto bello, quello del numero 5 Matej Perosa che si è inserito con grande tempismo, minuto 21 secondi 55. Ha spaccato in due la difesa del Costalunga sull'assist di Hrvatin, sempre eccellente nel lavoro di sponda per l'inserimento dei suoi compagni. Ad intuire l'iniziativa avversaria, poi Zetto va direttamente da Del Moro dalla parte opposta, Del Moro la tiene in campo, per poco non inganna Perosa che alla fine si salva con la chiusura. Attenzione a Podgornik, la recupera, tutto regolare secondo l'arbitro, il recupero palla da parte di Luka Podgornik che ha 22 minuti e 50 secondi sul cronometro, va a realizzare il gol del pareggio per il Costalunga. Break del numero 11, reclama l'intervento falloso Besic che zoppica anche un po', tutto regolare secondo l'arbitro e allora vincente questo intervento di Podgornik che ci ha creduto, è andato in pressing, ha recuperato palla, ricomincia la sua manovra, la squadra in divisa rossa con Radiskovic. L'autore del gol dell'1-1 che va da Hrvatin, si ripropone ancora Radiskovic e il mancino. E con il solito schema infallibile di Trieste Costruzioni, la squadra serba si riporta in vantaggio a 20 secondi dal termine del primo tempo. Segna ancora Radiskovic sull'assist di Hrvatin, azione fotocopia del gol del 2-2. Va Kolic, finta la battuta corta, poi va al rinvio lungo a cercare Hrvatin 1 contro 1 corpo a corpo con Pratolino che ha la meglio in chiusura, bravo qui il 5 del Costa che però poi sbaglia il controllo, regala palla a Gergely, tenta il cambio gioco
il numero 11 in rosso, quando arriva dopo un minuto di recupero il fischio di chiusura del primo tempo dell'arbitro Malvestiti. Si va al riposo con Trieste Costruzioni in vantaggio 3-2. Fischia Malvestiti, comincia il secondo tempo di questa gara di andata dei quarti di finale. Di fronte il Costalunga in divisa con maglia gialla, calzoncini e calzettoni neri, contro Trieste Costruzioni, maglia rossa. Solito tiki-taka in salsa serba per la squadra in maglia rossa. Attenzione a Hrvatin, fermato, allora Zetto prova a far ripartire i suoi. Vilanovic però anticipato secco da Gergeli, che punta all'area di rigore, posizione centrale. Gergeli trova lo spazio per il destro e va a realizzare un gran bel gol. Grande tempismo nell'anticipo del numero 11, che va a realizzare il gol del 4-2 con un diagonale secco di destro. È stato bravo anche a ritagliarsi lo spazio per la conclusione dal limite dell'area, non ha potuto assolutamente nulla Zetto, e allora partita che si fa in salita per il Costalunga, che comunque non molla, prova a ripartire. Luca Del Moro, Gergeli, controllo con la suola, serie di finte, se ne va, Gergeli va col destro e va a centimetri dal gol del 5-2, altra soluzione spettacolare da parte del numero 11. Proteste del numero 14 in rosso, è già ripartito il Costalunga con Vilanovic che ha scaricato per potenza, il destro del numero 3 che colpisce un incredibile doppio palo, conclusione perfetta da parte di Gianluca Potenza. Sfortunatissimo il difensore del Costalunga. Attende il movimento dei compagni, va a verticalizzare su Del Moro, buono lo stop, tenta la conclusione e viene premiato. Tentativo audace di Del Moro, complice anche la deviazione di un difensore al 13esimo, il sinistro da parte di Marco Del Moro fa ritornare in partita il Costa, sotto ora solo di un gol. Ancora su Podgornik, su di lui c'è il pressing di Radiskovic, ne esce Podgornik che però perde palla. E ora attenzione perché sono aperte le maglie del Costa in difesa, capisce tutto Zetto però e va a sventare l'occasione anticipando Hrvatin, facendo ripartire Potenza, già appoggiato su Vilanovic sulla tre quarti, a posizione per il sinistro e arriva il pareggio del Costalunga. Ha segnato Luka Vilanovic al 15esimo minuto. Ottima la ripartenza, tutto è partito dall'intervento di Gianluca Zetto che ha chiuso l'iniziativa avversaria. Poi spazio per Vilanovic, invitato alla conclusione un po' da tutta la tribuna di Fede. Esce bene poi, evitando il pressing avversario, un tunnel. Ancora Marouane che insiste, palla che diventa buona per Del Moro, tu per tu con Kolic, il destro, la sporca il portiere e si salva, occasionissima per il vantaggio del Costalunga, si rimane sul 4-4. Calcio d'angolo che verrà battuto da Podgornik da destra, di destro, palla ad uscire, quindi c'è una deviazione, palla che rimane lì. Sfida tra Amel e Podgornik, alza troppo la gamba al numero 11 e commette falla. Attenzione a Radiskovic dalla parte opposta, scoperta la difesa del Costalunga, Zetto la respinge, resta lì il tiro e la palla esce. Si salva il Costalunga, Zetto infuriato coi suoi, diciamo contrariato per il fatto che forse sulla fiducia la squadra in giallo si è riversata nell'area avversaria per tentare di trasformare sul calcio d'angolo e si è scoperta prestando il fianco al contropiede di Trieste Costruzioni, che comunque è sfumato. Va Zetto al rinvio. C'era un solo diffidato in questa partita, era Vilanovic, che non è stato ammonito. 26esimo che scade in questo momento, quindi forse si giocherà ancora qualcosa. Zetto ha servito Potenza, lungolinea, a cercare Marouane, anticipato. Eccolo qua, arriva il fischio finale dell'arbitro Malvestiti che mette fine a questa bellissima partita combattutissima tra Trieste Costruzione e Costalunga. Risultato finale 4-4.